Questo violino è un Rocca dal valore inestimabile, suonato dal prodigio Giovanni Andrea Zanon, partito ieri per la Russia per partecipare a un importante concorso. Un violino realizzato dal maestro Giuseppe Antonio Rocca nel 1839. Ieri l'amministrazione comunale di Thiene ha salutato Giovanni Andrea. Lo ha salutato in occasione della presentazione del premio Memorial Tullio Besa 2013 in programma sabato 25 maggio alle 21 all'Auditorium Fonato. Giovanni Andrea Zanon ha soltanto 15 anni, il suo talento è conosciuto in tutto il mondo. All'età di 2 anni inizia il suo primo approccio con il violino. L'anno successivo, quindi a 3 anni, vince a Livorno il primo premio assoluto al concorso Riviera Etrusca. È un po' dura perché insomma bisogna rinunciare a molte cose, gli amici, le uscite di sera, però siccome ti dà molte soddisfazioni questa strada ho deciso di continuare su questa, insomma adesso ho avuto anche bei risultati, quindi è una soddisfazione per tutta la famiglia anche ovviamente.